sanitaria nel Bassanese a seguito della riorganizzazione nel settore promossa dalla Regione Veneto. Parola d'ordine: tutelare la salute dei cittadini. Dopo la riorganizzazione sanitaria che ha interessato direttamente gli ospedali veneti, San Bassiano e Nosocomio Asiaghese inclusi, è in atto una vera rivoluzione per quanto riguarda le aree distrettuali e il lavoro dei medici di base. 117 quelli attivi nel solo territorio dell'ULSS 3. Diventa sempre più necessaria un'opera di integrazione e interrelazione tra ospedale, territorio e gli stessi medici di famiglia, una situazione che però nel Bassanese ancora non è ben chiara. Purtroppo nel Bassanese siamo un po' in difficoltà, se non in una fase arretrata rispetto ad altri territori e altre USL anche del Vicentino, dove i medici di medicina generale lavorano insieme, tengono aperto dalle 8 di mattina alle 8 di sera, il sabato mattina riescono a dare delle prestazioni anche specialistiche. È la vera autentica partita per un sistema sanitario che funzioni bene, quindi con un ospedale che funziona bene e con la medicina generale che dà risposte adeguate al cittadino. Certo è che oggi diventa difficile pensare di tutelare la salute perché a mettersi in mezzo c'è anche la questione legata alle possibilità economiche delle persone. Stiamo vedendo parecchie persone che non si curano più, che non accedono più alle cure sanitarie perché gli mancano i soldi per poter andarsi a curare. Molti anziani sicuramente, ma non solo, e anche perché i ticket sanitari stanno diventando sempre più esosi. Noi chiediamo che i diritti di cittadinanza vadano, come il diritto alla salute, siano diritti che vadano salvaguardati. Terza fase delle operazioni di monitoraggio del Ponte degli Alpini di Bassano domani e mercoledì per permettere lo svolgere regolare delle operazioni.